Sindaco Pizzoli, cosa vi aspettate da questa giornata, da questo incontro e cosa vorrete fare con questo incontro? Sì, sinceramente incontri ne abbiamo fatti diversi, ne abbiamo fatti con la Marineria di Goro, abbiamo fatto con l'associazione di categoria, alcuni presidenti, siamo arrivati, e qui devo dar merito sicuramente al governo alla conversione in legge del decreto in legge. Purtroppo la situazione è quella che un anno però di distanza, martedì i nostri pescatori hanno pagato i contributi previdenziali, la prima rata, i mutui non sono stati sospesi e il reddito, quindi il Fondo Nazionale di Solidarietà verrà calcolato comunque nel 2025 per il 2024. Capite bene che la questione ormai è diventata una questione prettamente non solo economica ma soprattutto sociale, dove abbiamo una difficoltà veramente enorme, abbiamo i nostri cittadini che sono praticamente disperati. Disperato è ciò che cerchiamo anche noi di trasmettere al governo, che vuol dire non è una critica, è un appello a Giorgia Meloni, al Presidente del Consiglio e quindi a tutto il governo di farsi interprete, di venire a trovarci, di farsi interprete di questa situazione che devo dire che a livello nazionale credo che sia quasi unica. Ecco, il vostro interlocutore chi è? Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, voi in questo caso vorreste passare direttamente alla Meloni? Noi siamo in attesa chiaramente del commissario, che siamo in attesa della nomina, il nostro interlocutore è Lollobrigida, però la lettera infatti è indirizzata a lui e al Presidente del Governo, perché come si suol dire cerchiamo di prendere tutte le parti anche politiche del Parlamento per riuscire, ripeto, a trovare qualche adempimento, qualche soluzione che dia un po' di respiro. Non chiediamo soldi a sussidi o mantenimento, chiediamo la possibilità di sopravvivere un settore che sta in questo modo qua sta praticamente andando scomparendo. Presidente Mancini, torniamo dopo una settimana, è cambiato qualcosa? Da una settimana a questa parte è cambiato solo che abbiamo pagato i contributi come prevede la legge, e quindi quello che noi abbiamo chiesto non è stato recepito o non c'è stato modo di recepirlo nell'immediato. Condividiamo ancora una volta, ci appelliamo ancora una volta che per le prossime rate almeno dei contributi INPS e tutti i pagamenti che ci sono per le famiglie vengano sospesi, perché c'è il modo ancora di accettare le nostre richieste. Siete pronti a scendere a Roma? Ma è un'eventualità che abbiamo anche previsto, adesso vediamo di organizzarci e vedere come possiamo fare. Una cosa che tengo a ribadire è che la Regione a gennaio, nelle manifestazioni di Venezia, si era preso l'impegno, tutti i consigli regionali si era preso l'impegno di mandare più fondi per la cattura e lo smaltimento del granchio blu. È una richiesta che noi facciamo alla Regione, che vogliamo che si deve fare di più per la nostra azienda, per il consorzio, per le cooperative e specialmente per tutti gli associati delle nostre cooperative. Il vostro interlocutore privilegiato sia in regione che in nazionale chi sarebbe? Gli interlocutori sono gli assessori della pesca della regione, del comune, e le associazioni di categoria e il Ministero dell'Agricoltura attraverso il Ministro Lollobrigida. Ecco, l'ultima domanda, l'associazione di categoria sono vicini a voi? Perché qualcuno diceva che sono in questo momento qua abbastanza latitanti. No, non credo proprio, le associazioni sono con noi, ascoltano le nostre richieste, portano a Roma le nostre richieste direttamente e sono sempre state con noi e credo che lo saranno sempre.